Non ho fatto nulla per i pili, io totalmente innocente di Boraso, non mi sarei mai immaginato. Brugnaro si difende nel Consiglio Comunale infuocato a Mestre, un momento di commozione, tensione con l'opposizione, poi rilancia non mi dimetto. Gruppi dell'opposizione compatti per chiedere le dimissioni del sindaco e dell'intera giunta, scontro con la maggioranza mentre Fratelli d'Italia e Lega confermano l'appoggio, si deve andare avanti. Fuori e dentro il Consiglio, striscioni, cartelli e urla, più volte Brugnaro interrotto durante il suo discorso via Palazzo gremita di associazioni, comitati e cittadini. Non ce l'ha fatta Giorgio Chinello, il presidente dell'associazione Amici del Mondo, investito mentre attraversava lungo le strisce pedonali via Marconi a Ponte San Nicolò lo scorso lunedì. Tamponamento in A4, coinvolta anche un'auto della Polstrada, 2 feriti, in ospedale per controlli anche 2 poliziotti domani e domenica sulla rete gestita da Cava, esodo da Bollino Rosso. 10 anni fa a Refrontolo l'esondazione del torrente Lierza che spazzò via la festa al Molinetto della Croda, 4 vittime, un ricordo indelebile, rivedo sempre l'acqua salire, il racconto di uno dei testimoni. Domani Giancarlo Gentilini compirà 95 anni alle 21, una puntata speciale della nostra storia nella casa dello sceriffo, si racconta ai microfoni del nostro Lucio Zanato. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Iniziamo con le notizie. Per la prima volta dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha parlato davanti al Consiglio in una seduta straordinaria infuocata a Mestre. Faccio un appello a me stesso. Luigi, tieni duro, personalmente, perché è difficile. Non vengo qua a fare il fanfarone, non è facile, con la gente che ti urla dietro. Luigi Brugnaro non si dimette. Per la prima volta dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Venezia parla davanti al Consiglio. Parla mentre fuori il municipio di Mestre è blindato da un cordone di forze dell'ordine e circondato da centinaia di manifestanti che chiedono a gran voce le sue dimissioni. C'è tanta gente che mi conosce da tanti anni, sono 63 anni, non ho mai rubato uno stuzzicadente. Ma dico, una domanda se la farà un attimo. Dopo aver architettato che qua è un sistema malavitoso. Tra le poche persone cui per limiti di spazio è stato concesso l'ingresso in municipio, diverse commenteranno polemicamente tutto l'intervento del primo cittadino. Brugnaro afferma di non avere ancora ricevuto documenti delle indagini. Le notizie le ha prese dai media e le giustifica una per una, a partire dai rapporti con il magnate Ching e la vendita dei pili. Ad aprile 2016 ho incontrato a Ca' Farsetti Mr. Ching, che risulta essere uno degli uomini più ricchi di Singapore, rappresentante di un gruppo quotato alla borsa di Singapore, ed era interessato, per il tramite operativo suo italiano del dottor Lotti, ad acquistare degli immobili a Venezia. Vedendo la mappa della città è stato lo stesso Mr. Ching a chiedere informazioni sull'area dei pili, in quanto gli ricordava un'area similare che stava sviluppando a Londra. Quindi le sponsorizzazioni dell'Umana Reyer, la sua squadra di pallacanestro. Non mi sono mai sognato né di aver chiesto una sponsorizzazione per la squadra, né tantomeno mi sono mai sognato di aver dato vantaggi a chi sponsorizzava la squadra. Poi le intercettazioni in cui parla con l'ex assessore Boraso, al momento ancora in carcere. Il mio riferimento, mi stanno domandando a me se tu domandi soldi, lo spiego perché ero molto arrabbiato e nel dubbio, anche per provocarlo e vedere come avrebbe reagito, volevo capire se fosse uscito qualcosa di più. Mai e poi mai avrei anche solo lontanamente immaginato una tale situazione. In un secondo intervento più a braccio, Brugnaro spazia anche su altri argomenti. Momenti di tensione quando chiama in causa l'apprezzamento del consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini riguardo alla protesta con pistole ad acqua sui turisti usate a Barcellona. Lei non può permettersi di dire cose che non ha mai detto, ha capito? Sindaco, non si deve permettere. Brugnaro si è commiata citando le dichiarazioni dell'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, da poco uscito dagli arresti domiciliari, col quale aveva fondato la lista elettorale Noi Moderati durante le ultime elezioni politiche. Ho pagato sulla mia pelle un conto salato, perché mi sono opposto a un modello moralistico, giustizialista e pauperistico, impregnato dalla cultura del sospetto verso chi lavora. Alla fine i consiglieri di maggioranza si sono alzati ad applaudire il sindaco, ma il rumore delle contestazioni era evidentemente più forte. Un clima tesissimo, dunque l'opposizione chiede le dimissioni del sindaco e della giunta, ma il centrodestra fa quadrato a sostegno di Brugnaro. Saluto in particolare il signor sindaco, a cui rivolgo
In apertura una semplice domanda. Ma perché lei non viene mai in Consiglio Comunale? Perché noi non abbiamo mai il piacere di confrontarci con lei? È un confronto serrato quello che si consuma tra maggioranza e opposizione al Consiglio Comunale straordinario di Venezia, convocato dopo lo scoppio dell'inchiesta giudiziaria che ha scosso l'amministrazione. Un confronto che ribadisce con forza e ancora una volta la spaccatura profonda che divide due idee di città e di politica. Qui siamo siamo immersi in un conflitto di interessi che sta travolgendo la macchina amministrativa del Comune di Venezia. Non era mai successo! Io ho sentito un sindaco che ancora oggi dice, proprio platealmente, che ha ad esempio accolto un investitore straniero a casa sua con il capo di gabinetto, vice capo di gabinetto che era l'amministratore della società che si occupava dei pili, il nuovo amministratore della società dei pili, quant'altro, a casa sua per parlare di investimenti. La magistratura l'ha detto con una certa gentilezza finora e noi non possiamo, come dire, far finta di non cogliere il vero messaggio, che è il ripristino di un meccanismo totale di trasparenza e di legalità. Allo scoppio dell'inchiesta, politicamente gli occhi erano puntati sull'atteggiamento che avrebbero assunto gli alleati della lista Brugnaro. I partiti del centrodestra veneziani hanno ribadito il proprio pieno appoggio al sindaco, un appoggio entusiastico nel caso della Lega. Le dono la tessera onoraria della Lega, perché essere della Lega mi ha insegnato che quando si sbaglia nell'attività amministrativa i primi di cui si deve avere paura sono quelli del mio partito. Dobbiamo continuare a rappresentare quel voto popolare che ci hanno assegnato, ognuno con le proprie posizioni, chi ha maggioranza, chi ha l'opposizione. Non è cosa avete fatto, il tema è come lo avete fatto. Che ci sia un sistema non lo diciamo noi, e mi riferisco anche ai consiglieri che mi ha preceduto. Il sistema Brugnaro è stato detto, sono gli organi inquirenti hanno detto che in questa città c'è un sistema Brugnaro nel portare avanti le questioni. Quando si scende nel dettaglio, inevitabilmente il dibattito si sviluppa anche attorno all'arresto dell'assessore Boraso e alle intercettazioni tra lui e il sindaco. Il sindaco ha fatto finta di niente, anzi insomma ha dato di fatto del mariuolo a Boraso e lavandosi le mani, ecco, di tutto quello che è accaduto in questi anni, quando invece da quanto è emerso dall'inchiesta sappiamo che quantomeno dei dubbi ce li aveva e per questo avrebbe dovuto cacciare immediatamente l'assessore. Boraso si è dimesso, giustamente ha fatto una scelta giusta, ha stupito tutti noi, naturalmente le notizie che sono uscite, quello che leggiamo lo leggete anche voi dalla stampa e adesso si difenderà lui nelle sedi opportune. Nella maggioranza Fratelli d'Italia era stato il partito che aveva chiesto chiarimenti al sindaco sul futuro dei vertici delle società partecipate dal comune coinvolte nell'inchiesta. Adesso aspetteremo a vedere anche quelli che sono gli interventi che il sindaco intende fare. Noi quello che preme a Fratelli d'Italia è che la macchina amministrativa non si fermi. E a proposito dell'inchiesta di Venezia dobbiamo dare conto di una doverosa rettifica in un servizio andato in onda nei telegiornali di ieri relativo alle decisioni del Tribunale del Riesame. Per un errore dovuto a omonimia è stata mandata in onda la foto del dottor Marco Rossini, residente a Montebelluna, che nulla ha a che fare con la vicenda di Venezia, anziché quella di Marco Rossini, residente a Mogliano, coinvolto invece nel procedimento penale. Ci scusiamo dunque con il dottor Rossini di Montebelluna per l'errore nel servizio. Noi continuiamo con la cronaca, adesso andiamo nel Polesine. Aveva tentato di uccidere una donna, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rovigo. Il giovane polesano deve rispondere anche di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio ai danni della vittima. I fatti sono avvenuti lo scorso 21 luglio a Polesella in provincia di Rovigo. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'arrestato. Tutti gli elementi raccolti sono stati posti al vaglio dell'autorità giudiziaria, la quale ha richiesto e ottenuto una misura cautelare in carcere. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Rovigo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel Padovano è morto Giorgio Chinello, presidente dell'Associazione Amici del Mondo, investito mentre attraversava lungo le strisce pedonali via Marconi a Ponte San Nicolò lo scorso lunedì
un 62enne originario di Este ma residente in Ungheria. Fin da subito le sue condizioni erano risultate molto gravi. Chinello ha lottato tra la vita e la morte per 4 giorni, conosciutissimo nel comune alle porte di Padova, dove con la sua associazione aiutava le persone con disabilità. Lui stesso era tetraplegico e a seguito di un incidente. Ora tutta la comunità di Ponte San Nicolò si stringe alla famiglia. Nel Vicentino, tamponamento in A4, coinvolta anche un'auto della Polstrada, 2 feriti in ospedale per controlli, anche 2 poliziotti. Un tamponamento avvenuto stamattina a Vicenza in autostrada A4 sullo svincolo per la A31 Nord. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto della Polizia Stradale di Bassano del Grappa. I 2 agenti a bordo della volante sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sono gravi. Ai poliziotti si aggiungono altri 2 feriti. Chiuso il tratto autostradale per permettere i soccorsi e l'arrivo delle ambulanze. È ancora da chiarire la dinamica del tamponamento. Primo weekend d'agosto da Bollino Rosso, dalla centrale operativa di CAV e con la Polstrada di Venezia abbiamo seguito l'inizio del grande esodo verso le strade del mare. Centro operativo dalla Verona 3, che mi aggiorna sulle condizioni del traffico. La mia posizione è Villabona, Barriera, direzione Padova. A bordo della Tesla elettrica della Polstrada di Venezia, l'unica in tutta Italia ad averla in dotazione, abbiamo seguito in mattinata i controlli lungo lo snodo tra Padova e Mestre di questo primo weekend d'agosto, definito da traffico intenso. Questo è il primo weekend di agosto, contrassegnato da un traffico intenso appunto da Bollino Rosso. La concessionaria CAV prevede il transito di circa 700.000 veicoli nel fine settimana nello snodo tra Padova e Mestre, e soprattutto in direzione Trieste e sul litorale verso le mete turistiche. E sabato si replica. Sì, buongiorno. Altra giornata da Bollino Rosso, le raccomandazioni della Polizia Stradale. Importante il comportamento durante il viaggio. Durante il viaggio bisogna rispettare le norme comuni di prudenza, ma soprattutto allacciare la cintura, anche nei sedili posteriori molti non sanno che è obbligatoria, rispettare le distanze di sicurezza, mantenere una velocità commisurata alle condizioni di quel momento del traffico e anche della situazione della strada, impegnare la corsia di destra, che poi è la corsia ordinaria, e la terza corsia solo per le manovre di sorpasso, e fermarsi ai primi cenni di sonnolenza. Ma non basta, i consigli contro i ladri delle aree di servizio dove è necessario prestare la massima attenzione. Bisogna fare molta attenzione a non lasciare oggetti di valore, soprattutto assicurarsi di aver chiuso bene il veicolo. In ogni caso la Polizia Stradale ha organizzato dei servizi in borghese con le squadre di polizia giudiziaria proprio per prevenire e per reprimere il fenomeno. Cluster di West Nile nel comune di Saonara, 2 uomini di 77 e 80 anni appartenenti a nuclei familiari indipendenti ma residenti a meno di 2 chilometri di distanza, per questo si definisce cluster, sono risultati positivi alla West Nile nella sua forma neuroinvasiva. I 2 risultano ricoverati, il più anziano in condizioni gravi. Trattandosi di area rurale, al comune di Saonara si è convenuto sul ricorso al trattamento larvicida ordinario aggiuntivo più trattamento nelle proprietà private in un raggio di 200 metri da ciascun domicilio, senza ricorrere all'adulticida. Nel Vicentino bloccano le strade di accesso, sfondano i cancelli e un portone blindato con una ruspa e rubano catene d'argento. Colpo grosso a Cassola. Un colpo programmato sin nei minimi particolari, quello messo a segno la scorsa notte ai danni della DB SPA di Via Grande a Cassola, azienda che conta una quarantina di dipendenti che produce catene d'oro ed argento. Proprio all'argento puntavano i malviventi che si sono assicurati di poter lavorare indisturbati bloccando la principale Via Grande, posizionando grossi mezzi da cantiere per inibire l'accesso alla ditta. Almeno in 6, usando una ruspa, hanno quindi raggiunto lo stabile sfondando prima i 2 cancelli d'accesso
successo, per poi raggiungere il retro. E qui a più riprese hanno letteralmente abbattuto il portone blindato che porta all'interno dei laboratori. Le immagini sono più che mai eloquenti. Si vedono i malviventi che con addosso caschetti muniti di torcia arrivano a piedi e poi il grosso mezzo che si abbatte più e più volte contro il portone sino a buttarlo giù, facendo scattare l'allarme anti-intrusione collegato al titolare Giovanni Maria Bizzotto e ai carabinieri. Quando parte l'allarme mi esce nel telefonino le immagini, quindi li vedevo in diretta. Solo che per venire qua ho dovuto fare tutto il giro, andare per San Zeno e attraversare la ferrovia. Quando sono arrivato naturalmente non c'era più nessuno. Distrutti gli impianti interni, danneggiati alcuni in maniera irreversibile, macchinari da centinaia di migliaia di euro. Il comando ha quindi caricato sulla benna della ruspa bobine di catene d'argento per poi scappare. Quando i militari sono arrivati, i predoni si erano già dileguati passando attraverso il vicino binario della ferrovia che ha riportato danni, rendendo necessario bloccare temporaneamente il transito del treno. Stamattina è passato il primo treno, i carabinieri hanno provato a fermarlo o a rallentarlo e quello è passato fortunatamente liscio, ma dopo hanno constatato una differenza di misura parecchio alta dei binari, per cui hanno interrotto la circolazione dei treni. Tutto in 13 minuti. Persone che sapevano benissimo come muoversi e non si esclude che la mente dell'azione criminale sia un terzetto sulle cui tracce da tempo sono le forze dell'ordine, formato da 3 ex militari dell'Europa dell'Est che avrebbero già colpito in altre parti d'Italia. 10 anni fa, il 2 agosto, al Molinetto della Croda di Refrontolo, nel Trevigiano, quasi un centinaio di persone si erano ritrovate per una cena tutta al maschile, una serata di festa che si trasformò in tragedia, in quella che si è rivelata come la prima bomba d'acqua nella zona e dove morirono 4 persone. La cucina era giù in fondo, il tendone era qua, io so che sono andato verso il Molinetto, poi sono venuto di qua piano piano e poi di qua sono rientrato perché ho visto la mia macchina che andava giù nell'Ierza e ho avuto un amico che mi ha chiamato e forse è stata quella che sono ancora qui a raccontare, perché mi ha detto vieni, mi sono girato, sono tornato indietro in quell'attimo e ho sentito come un colpo. È tutto stampato indelebilmente nella sua memoria, una memoria di chi ha visto trasformarsi la sua festa in tragedia. E ancora oggi, 10 anni dopo, quel sabato sera del 2 agosto 2014, sembra di risentire le voci e i suoni di quel disastro. Qui siamo bloccati al Molinetto della Croda. Sì. E abbiamo un ferito perché l'acqua adesso è venuta, l'acqua è andata scaricata, adesso abbiamo un ferito anche abbastanza grave. L'acqua non si vedeva neanche il guardrail là di legno, cioè l'acqua era proprio sulla strada, era alta come il guardrail perché il guardrail non si vedeva, insomma. Noi eravamo di là, vicino dove c'è quel muretto là, a aspettare i ragazzi che c'erano appesi su qua, su per i pali, su per gli alberi, tutti che urlavano. Poi il resto vai su in cima alla gentilezza dei 2 fratelli Lorenzon che ci hanno accettato. Io sono stato il primo a arrivare, ho soccorso, io sono stato il primo, mia casa è qua. Abbiamo appeso le corde e dai pali abbiamo fatto tiro alla fune e li abbiamo salvati tutti quanti, però ci sono stati 4 morti. Fabrizio Bortolin, Maurizio Lot, Luciano Stella, Giannino Breda sono stati inghiottiti dalle acque ed ora sono ricordati da questo cippo accarezzato da Massimo e sul quale Maurizio Bernardi ha deposto una composizione di 4 colori, in ricordo degli amici scomparsi. C'è dolore nel ricordo e ogni volta che passo di qua guardo il campo qua dove c'era il tendone e rivedo l'immagine di questa disgrazia che è venuta in poco tempo, perché è una cosa indescrivibile. Adesso se ne vedono tante in giro, ma quella era la prima bomba d'acqua che succedeva nella zona. Accanto alla consapevolezza dell'imponderabile. E poi le chiacchiere sono state tante, ma potevano uscire qua e là su giù. Non so, io rimango sempre della nostra opinione che noi quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. A distanza di 10 anni di questa storia rimane l'aria, con il cippo in parte coperto dai rami e 4 panchine anonime. E se non fosse per l'ordinanza appesa dal 2016, qui della tragedia non ci sarebbe testimonianza evidente.
Un artista del luogo si era offerto di forgiare una scultura in ferro, ma la sensazione, ci dicono, è stata che a un angolo paradisiaco per i turisti non si può abbinare una tragedia del genere. E allora il ricordo rimane nei cuori. Io questi 4 ragazzi qua li ricordo sempre. Domani Giancarlo Gentilini compirà 95 anni. Alle 21, una puntata speciale della nostra storia nella sua casa. Lo sceriffo si racconterà ai microfoni del nostro Lucio Zanato. Ordine, disciplina e non vuole che Treviso venga un centro di droga, di prostituzione e di intrallazzi. Questo è il compito e questo è il messaggio che io do a tutti i cittadini. Un'osteria, come qui a Dea Etora, in via Manzoni. Ti va dentro? Te senti, te bevi l'ombra, te mangi un sporchisso e te ciacqui. È solo uno dei tanti contributi che abbiamo preparato per i 95 anni di Giancarlo Gentilini e che commenteremo insieme al protagonista domani sera dalle 21 nella prima serata di Antenna 3. Un omaggio dalla nostra emittente per una personalità che ha firmato un capitolo lungo 20 anni della millenaria storia di Treviso. Osannato, criticato, studiato, ma soprattutto copiato, Gentilini passa alla storia per aver creato un nuovo stile in tutta Italia di amministrazione comunale. Amato o odiato, c'è chi come il presidente di Cassamarca, banca dove Gentilini ha curato l'ufficio legale per 35 anni, che lo commentava così. Gentilini, impossibile dare spiegazione a Gentilini, vale il Vangelo, agli occhi non vede, alle orecchie non sente. Poi ho un vecchio di 80 anni. Non vede niente, non sente niente. Solo i tombini e i marciapiedi. Che resti là? Stii attento che il tombino sia chiuso, che non precipiti dentro. Ma lui ha sempre tirato dritto, come nella rivoluzione della viabilità dentro e fuori le mura, il famoso PUT, che il prossimo anno toccherà il quarto di secolo di attività e che ai nostri microfoni raccontava così. Siamo su un nodo di Porta Santi 40, un po' di rallentamento perché ci sono immissioni che vengono da Viale Montegrappa, però si supera un colpo di acceleratore e ci mettiamo subito in marcia. Mi sembra di essere nelle grandi città, sai? Domani sera rivedremo con Gentilini la Treviso dal ventennio fascista al Covid, commentando le trasformazioni della città ma anche della comunità trevigiana. Ecco, siete bellissima accoglienza. Cosa volete di più? Siete un sindaco di Arazza Piave? Il traguardo dei 95 anni di Giancarlo Gentilini domani sera dalle 21 nella prima serata di Antenna 3. Il nostro e il vostro regalo di compleanno al sindaco di Treviso per sempre. E ieri sera le friulane Mara Navarria e Giulia Rizzi, componenti del quartetto rosa di Scherma Oro Olimpico a Parigi 2024, che si allenano al centro CONI di Treviso, accolte da un bagno di folla al loro arrivo al Trieste Airport. Che emozione è? È bellissimo perché qua c'è la mia famiglia, i miei amici, veramente un sacco di gente che più mi giro e più vedo occhi che veramente esplodono di gioia ed è bello condividere. Mi piace tantissimo questa cosa, vedo un sacco di bambini e di nipoti ed è veramente ci sono anche un sacco di tuoi amici, Samu. Questa cosa di condividere così forte è veramente bella, il cuore sta impazzendo. Sono ancora senza voce perché comunque la mia gara a squadre sembra iniziata tardi, ma in realtà dal primo stoccato ho iniziato a urlare, sostenere, consigliare, supportare, dare l'anima per questo risultato ed è arrivato, guarda. Allora Giulia, complimenti. Grazie. Che emozione è tornare a casa con la medaglia d'oro al collo? È bellissimo, un'emozione incredibile, ancora non riesco a realizzare quello che abbiamo fatto, per me è stata un'impresa unica con i miei compagni di stanza, scusami, sono ancora con la testa al villaggio, con i miei compagni di squadra, è tutto stupendo, un sogno che si realizza dopo tanti anni e sono la persona più felice del mondo. Chiude così il telegiornale del Veneto, tra poco quello di Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci.